Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un mestiere che ha sempre molta importanza nel contesto napoletano perché indica una persona di assoluta fiducia da questo punto di vista. Ed è il chianchiere. Con il termine chianchiere si identifica il macellaio e il termine deriva dal latino, da chianca, che deriva dal latino. Chianca sarebbe la macelleria, il latino deriva planca. Il planca non è altro che il tavolone di legno di marmo che veniva adoperato per tagliarci sopra la carne. Ogni famiglia napoletana credo che abbia un proprio chianchiere di fiducia, con cui ho un rapporto assolutamente viscerale e da cui si fa preparare tutta quanta la carne, soprattutto per il ragù. Ne abbiamo parlato già in un'altra lezione. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano. E come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!